Quindi è tutto a posto, avevo già la domanda successiva, è tutto a posto per quanto riguarda il centro congressi, quando sarà inaugurato anche quel manufatto lì? A fine anno è a posto, sarà inaugurato in primavera, adesso non so la Sì, data, per l'anno ma prossimo. sono stati fermi 4 mesi e adesso hanno ripreso i lavori. Se te ne faccio una curiosità, mi fate vedere le palazzine di Via Anelli che... Non ci sono più? Aspetti, vuoi fare una domanda in virtù? No, ce n'è ancora una, credo, No. no? È battuta anche l'ultima, vabbè. Al via l'abbattimento della quinta delle sei No, palazzine. non serve l'audio, andiamo a vedere solo, grazie regia, andiamo a vedere solo le immagini di Via Anelli, non c'è il servizio. Per chiedere perché lì sono state abbattute, eccole qui, con questa gru e non sono state con la dinamite buttate giù. Lo so, mi sembra un po' la domanda. Io ho detto, perché Lei ha non... visto tanti film forse? Sì, ma ho visto tanti che no, con Ha la visto il film? dinamite... Si fa, bisogna stare attenti alle polveri, non è... Nei film vediamo che... No, le faccio un esempio, il Ponte Morandi che è stato buttato giù con la dinamite e con l'acqua che buttavano giù. No, la domanda c'era un motivo, era un problema di sicurezza, un problema di soldi, un problema... non so rispondere no, dettagliata, fare... ma no, era un problema di sicurezza, di polveri, ci sono 1000 problemi in questi casi. Dopo vi ricordo che avevo dovuto votare tutte le palazzine prima. No, dopo averle votate in questa situazione c'erano state due dinamiti. Ma è costato moltissimo togliere tutti gli arredi, abbiamo trovato tracce di amianto, le abbiamo votate, tracce di amianto sulle piastrelle delle cucine. No, Sindaco, era una curiosità mia, perché dicevo perché... Non so rispondere, penso... Ecco, perché invece di far tutta quella fatica mettevano due dinamiti e facevano saltare su... Penso che sia dovuto alla sicurezza, alle polveri, invece non so di quella rispondere. cosa lì. Senta, lì è tutto giù, adesso ormai lì è stato finalmente buttato via lei, il sindaco che ha davvero eliminato quell'orrore di quella zona di Padova. Adesso c'è stato, lì dovrà molto probabilmente crescere la nuova questura. No, dovrà crescerà la nuova questura, già finanziata, 50 milioni. Ecco. C'era il passaggio famoso con la Prandina, è stato già fatto questo sarà passaggio? Fatto fino a agosto, settembre, cioè quando l'area viene consegnata, liberata, e per cui l'ultimo palazzino è andato giù a giorni, perché ripeto col Covid è stato fermo 4 mesi, quando siamo in grado di dare l'area bonificata a demanio, cioè pari pari il cambio di proprietà. Il cambio, ecco. Presumo sia a settembre. Nel cambio, alla Prandina avete già delle idee cosa fare oppure ancora state ragionando con Padova 2030, tutti i tavoli che state facendo di lavoro? È agenda 21, Padova 2030. Era provocatoria la mia affermazione, nel senso che sento sempre che ci sono incontri. No, non ci sono incontri. Lì doveva fare il posto, poi dovevate trovarvi per vedere cosa poter fare. La domanda finale è stata presa una decisione definitiva lì o non ancora? No, ma questa è la mia provocazione. Sarà un parcheggio, sarà sociale, bisogna strutturare le abitazioni protette, sarà fatto un bosco, sarà fatto tutte le cose che sono fatte, come ho detto sempre, però devo ancora iniziare la progettualità. Perché vi garantisco che in questi 4 mesi di lockdown sono stati altri impegni che ho e abbiamo avuto, per cui adesso stiamo riprendendo tutto. Tutta l'attività normale. E penso normale. a settembre cominceremo a ragionarsi. Perfetto. Senta, Corso Milano è contento dopo un periodo di prova di queste, anche lì le critiche iniziali